Adesso abbiamo un gruppo che si chiama Mormorè. Il gruppo Mormorè è composto da Cristina Rovaldi, Gianna Williams, che chiamiamo qui, e anche da Piercarlo Cardinale, che questa sera non è qui con noi. Loro hanno un grande progetto, quello di portare il tipo di musica che fanno in tournée in Europa. Loro vogliono andare nelle Asturie, in Irlanda, in Scozia, in Francia, nell'Italia del nord-ovest, per eseguire i brani caratteristici del loro repertorio. Loro raccontano delle storie del tempo passato, quando la vita era molto lenta, la vita era scandita dal passo del mulo o dal passo del bue, molto lento, e dall'alternarsi delle stagioni. Le storie, alcune sono tristi, sono storie che riguardano la perdita di persone care, di conflitti, di naufragi, di amori non contraccambiati, ma ci sono anche storie semplici, storie felici, che riguardano un poco la vita delle culture diverse dalle nostre. Il loro strumento è uno strumento molto particolare, lo vediamo qui, adesso loro ce lo mostrano e vi dico anche come si chiama dulcimer o anche arpa, io non l'avevo mai sentito. Loro ci faranno sentire in dialetto di Ceriana, ci faranno sentire Angerina, un mese d'ugranu e 3 figliette. Grazie per essere qui, accogliamole con un bel applauso.
dicevo prima, salutiamo i cerianaschi. Che ne erano tre figliette
facciamo un'improvvisazione. Cristina Rovaldi ci esegue un brano tratto da una poesia di sua mamma, Rosangela Paoletti, che è stata a Imperia molto conosciuta, ha vinto anche una volta a Dolcedo al premio di poesia dialettale ligure e ha accompagnato per tanto tempo la corale diretta da Don del Santo. Grazie Cristina per questa interpretazione. Che non sono mai riuscita a leggere una poesia di mia madre, perché ogni volta che iniziavo a leggerla poi mi metteva a piangere. Mia madre è mancata da tantissimi anni. Però questa sera ho pensato di cantarla su un'altra melodia, una melodia di un pezzo scozzese tradizionale, e quindi mi accompagnerà con l'arpa Gianna. E questa poesia è una poesia che mia madre aveva dedicato a suo nonno, mi pare grande marinaio di Capoorne. E anche questo libretto, questa raccolta di poesie che tanti portorini hanno nella loro biblioteca, e tanti mi chiedono sempre se è possibile riaverlo, ogni tanto qualcuno me lo chiede. Comunque niente, iniziamo con questo a me pare grande marinà de Capoorne. Ti sei finita, anima festosa, che ti cercavi uma vera sparanca, che ti cercavi uma vera sparanca dell'allegria. Pure in scelegua c'era, io tirava e tona, forti e segure, ti me contavi, fare de sirene, de ciumbren vanitosi, de grosse balene. L'ultima spiaggia del tuo solitario abbraccio, lento che tu de terra un cimitero. No, ho messo, non so perché, stasera ti sento uscire forte in tua casa, aspetti me, asciorto a te vengo a cercare. Farci a te in sciapun
Grazie Cristina per questa interpretazione molto commovente, molto sentita, sì, anche se improvvisata, comunque riuscita. Auguriamo un grande successo al gruppo quando andrà in tournée in Europa e le salutiamo. Con un applauso naturalmente.